Ancora un miglio per cavalli di 4 anni, sono 10, 1 Feeling Ratio, 2 Fire Black, 3 Big Mac, 4 Frullino, 5 Fulmine DSE, 6 Fatidic, seconda linea, 7 Faimonville ST, 8 Fulmine SM, 9 Fakir Dunobel, 10 Francadaghi. I favori sono netti per Big Mac numero 3, Antonio Di Nardo. Partenza con Fire Black e Big Mac alle prese. Fire Black conquista la corda e l'errore intanto di Frullino, mentre Big Mac si accoda in seconda posizione davanti a Feeling Ratio. Numero 6 Fatidic dei 200 in 14,9 con Fire Black leader su Big Mac. Feeling Ratio. All'esterno c'è la puntata intanto in terza corsia da parte di Francadaghi, no scusate, di Fulmine DSE dovrebbe essere, che avanza in breve e avvicina Fire Black al completamento della piegata dei 600. 45,5 il passaggio dei primi 600 di gara con Fire Black leader, Big Mac in scia. All'esterno Fulmine DSE con in schiena Fakir Dunobel e Francadaghi. Il gruppo è chiuso dalla pariglia formata da Fulmine SM e Faimonville ST. Completato il chilometro a questo punto con situazione tattica invariata, 1:15,9 per Fire Black, che ha sempre di schiena Big Mac e all'esterno Fulmine DSE, nessuno degli altri riesce a farsi luce quando siamo a 500 dall'arrivo. Fire Black in vantaggio, Big Mac in scia, Fulmine DSE che sull'allungo del battistrada sembra in difficoltà e così allunga Fire Black trascinandosi Big Mac. Fire Black e Big Mac nelle prime due posizioni, si giocheranno probabilmente la vittoria con Fire Black in vantaggio, Big Mac che scatta all'interno, Fire Black però fa buona guardia e nel finale Fire Black vince nei confronti di Big Mac al terzo. Feeling Ratio 14,8 con 29,1 a chiudere. Il primo piano per Fire Black e Simone Levakovic che vince in percorso di testa, un bel 29,1 a chiudere per Fire Black che tiene a bada il favorito Big Mac, mentre Feeling Ratio finisce al terzo posto. Scuderia Black Stable di Fire Black con Simone Levakovic in sediolo e al training.